siamo qui perché Maria ha effettuato poco fa un incontro con un corteggiatore. Ci faremo raccontare da lei cosa è successo, come è andato l'incontro e soprattutto le impressioni di questo corteggiatore, sia da parte di Maria e sia da parte del corteggiatore. Allora Maria. Ma viene questa persona, viene qua, parlavamo di carità e poi mi contavo che due all'antica, dice suo madre puro. Allora è venuta questa persona che è un corteggiatore di Maria, è venuto qui, si è presentato con Maria, si sono conosciuti, dopodiché gli ha detto che ne ha parlato in famiglia, ha detto questo. Sì. No, è figlio unico, diciamo, a me e papà, e i due è una brava persona, poi mi si diceva che veniamo di la sera, io ci vengo stanco, ci si picchia a me se mi piace ballare, lui ci va non ci piace, ma allora, lui, un mafiro. Esatto. Allora lui gli ha detto che è una persona travaglina, giusto? Sì. Che lavora molto, viene stanco la sera, quindi non ha molto voglia di andare a ballare. Sì, perché io ci si va, se tu vieni con me a ballare, io ci a lavare, faccio cose per veloci, non mi piace. E non mi dici, i persone li tengo libere. Fu scusso. Cioè di che cosa avete parlato? Io ci penso tengo libere. Da calcolare che questa è stata la prima volta che Maria di Trapani è uscita con un uomo da sola. Vero? Sì. La prima volta. Sì, ed era sì. Maria di Trapani da sola con il corteggiatore, tutte e due dentro la macchina. È stata un'esperienza. Perché se io mi dici, meglio c'è così di dico, c'è così di dico, meglio chiaro. Non mi piace parlare per dare recensione. Cioè il corteggiatore gli ha spiegato che a lui piace parlare di fronte, piace dire sempre la verità. Se cosa muccioni ci va, non mi piace, se mai mia pure mi piace parlare chiaro. E lui dice, non faccio ballare, io sì, perché io ci vengo stanco, vai in casa, ma a lavare, va bene, io le persone ci le tengo libere, e tu mi disse, poi niente, se andiamo, io mi portavo a cetteria, io mi dice, Maria, tu che gusto vuoi? Ci si bacia, io mi spiego, un cono, pure qualcuno, paghiamo, poi stiamo fuori, a tavola, segge. Cioè lui l'ha portata in una gelateria a prendersi gelato. Sì, tutti. Si sono seduti fuori, Sì, ci sono i tavoli, e hanno cominciato a parlare. Dice Maria, io sono all'antica, sto persona di puro, dice io ti dice no video, dice io e sua madre, c'è suo padre, però dice sua madre, dice è una brava persona, io, c'è una bella picciotta. Una volta seduti, lui si rivolge con Maria e le dice, sai Maria, io ho visto tutti i tuoi video e oltre a me li ha visti anche la mia famiglia, però mia madre non era tanto contenta. Sono all'antica, tutti e tre. Perché sono all'antica, magari questo fatto che Maria balla a questa professione non le piace. No, dice chi c'è vetto ci sarà, dice a te, ma ci si scende, ci manca sempre, perché a me ballare se mi piace pure. Poi tu mi dici, tu mi dici a casa mia, da Salemme, e io ci sono casato, non l'ho visto. Dice cose di giustare, non lo so. Dice no, vedo questi video in casa di Gio. Hanno parlato poi della casa di questo corteggiatore che molto probabilmente starà facendo dei lavori di ristrutturazione. Sì. E poi ci sei se tu, Madeira mia, tu ci sei una macchina, non se ne ci sei tu, Madeira mia, che ti scatta qualche cosa a me, ma può ridere, ci dice, mi dice sì, no. Dice sì, una bella picciotta, dice sì, all'antica, dice sei una brava persona, tu mi disse, però non ballo ho fatto riparlare, solo mi dissi, ma io ci divento un video, però no, non ci piace la mia, non lo so, meglio ci parla, tante cose diceva. Allora Maria si rivolge verso questo corteggiatore e gli fa la domanda fatidica, cioè hai provato qualcosa per me nel momento in cui tu mi hai visto? Ti piace di ti è scattato qualcosa, non so, un colpo di fulmine, una certa simpatia? Mi disse di no. Fidanzata? Allora lui l'ha guardata e le ha detto... Mi disse di no, non ci scattava niente, mi ha detto di no, io. Come ci si ti piace di mia? Io mi si peccare, Maria ci non è tutta a fenne. No, ci siamo a fenne, perché io sono uno che mi piace parlare chiaro. Ci disse, ci sei tu sei una brava persona, ci sei tu, però ci sei a essere tu, perché io non è che ti posso... Certo. Io ho un sogno tanta chiacchierona, va. Ti ha fatto capire che non le sei piaciuto, giusto?
E lui dice, ci sono, noti perché poi ci racconta, ci racconta i caratteri. Cioè, E ma potete a prima vista non gli sei piaciuto. io pure ritrovavo, vedo piccotto, però io ci mi riesce a notare, io ci penso il disegno libero, va. Esatto. Come mi disse il capo una macchina, va. Mi disse, per me non ce n'è proprio, per me ci sei a posto, poi ci saresti, su cui dici tu, ci disse, va, non è, su cose delicate. È lui che ti ha fatto capire che gli sei piaciuta o no? Non mi disse di no, dice Maria ci sono tante cose, ci Come te l'ha va. fatto capire? Sì. Vabbè, Maria, Sì, anzi tu mi dici tu Maria, tu ci ti offende, no. anche questo è stato Mi un offendo. altro incontro, purtroppo è andato male. Noi siamo Poi sempre tu. qua, Maria è sempre qua, Maria è a disposizione, va cercando l'anima gemella, va cercando un uomo ideale, l'uomo giusto. Quindi se c'è qualcuno fra di voi che si vuole presentare come corteggiatori, noi siamo qua. Maria è qua e stiamo aspettando. Telefonate e noi vi faremo incontrare a Maria. Poi mi si dice Maria inutile perché poi c'è una questione e del caso già va fattura dice inutile quando non amo va. Vi ricordo un'altra cosa importante, forse una volta Maria aveva delle pretese, ma adesso pretesa non ne ha più, giusto? Si contenta, vuole solamente un uomo che le voglia bene. Dico bene Maria? E speriamo che fa così Per serio. cui fatevi sentire, telefonate perché Maria qua sta cercando l'uomo ideale, l'uomo giusto. Va bene? Parla Maria, se conosciamo fuori, parliamo. Esatto. Se va, sì, ci piace, ci piace un'altra persona. Telefonate, organizziamo gli incontri, facciamo fare fidanzata a questa ma ragazza, la dobbiamo fare sistemare. Ragazzi, telefonate. Facciamo come prima, come lì cercava un picciotto. Esatto. Noi Chi siamo dobbiamo qua. fare? Maria è qua ed è a disposizione. Dico, se c'è qualcuno che Maria, a cui Maria fa simpatia, fatevi sentire, telefonate e noi vi facciamo fare l'incontro con Maria. Sì, Dico sì, bene? sì. No. Questo è tutto. Ciao. Non ho nient'altro da dire. Ciao. Aspettiamo, telefonate.